Attenzione, 2 anni fa vi abbiamo regalato la prima tappa della scoperta del Ponente Ligure. Quest'oggi ci ritroviamo nuovamente insieme, io e il mio amico Stefano Suriano. Ciao! Nella bellissima Celle Ligure. Vediamo un po' cosa saprà regalarci, amici. Qua nel reparto esche di quest'oggi, seppioline meravigliose, si stanno scongelando, coreana rossa che utilizzeremo sotto riva, 5 scatole americane che ho messe belle comode in 2 scatole di arenicola ormai vuote. Mi raccomando, facciamo sempre stare i nostri americani belli larghi in modo che si possano mordere il meno possibile. E per finire una scatoletta di bibi, quindi tante esche a disposizione. Il nostro Stefano invece andrà giù con il solito arenicola coreana, quindi tante esche per quest'oggi. Un Celle Ligure che si presenta con un cielo coperto, un mare tranquillo, ma qua in Liguria non c'è mai niente di tranquillo, un po' di venticello, l'acqua leggermente sporca perché fino a poche ore fa ha piovuto. Tutto sommato delle buone condizioni, siamo all'inizio di febbraio, un mese terribilmente difficile come il mese di dicembre, gennaio, quindi incrociamo le dita, amici. Non vi prometto niente perché non c'è niente da promettere nella pesca, perché assolutamente, però si inizia e vediamo come va. Allora, eccoci qua pronti da sinistra verso destra. La prima mini trave basso terminale lunghissimo 0,25. Visto che i bibi che avevo a disposizione sono particolarmente piccoli, ne ho messi 2 alla volta. Un bel amo dell'8, becco d'aquila, canna centrale terminale bandiera, monoamo, molto lungo, 0,22, coreana rossa, che andremo a far lavorare a una distanza inferiore, molto vicino a riva, come alla stessa distanza più o meno che peschereste con la bolognese. E la terza canna, sempre mini trave basso, terminale lunghissimo, questa volta americano, sempre amo dell'8, becco d'aquila Polmic Nuclear N500, il mio preferito, e si parte, amici. Eccoci, spiaggione di Celle Ligure, prima volta per me in questa spiaggia, assieme al mitico Joe. Canne in pesca, io innesco adesso. Cosa abbiamo oggi? Coreana e arenicola, le mie classiche esche che mi portano sempre fortuna, diciamo, a volte sì, a volte no, però insomma diciamo sono le mie esche preferite. Ecco Joe appena lanciato. Niente che dire, aspettiamo e speriamo. Il tempo sembra reggere, il mare carino, c'è un pochino d'onda e vediamo cosa succede. 4:15 si parte, una nuova avventura, c'è sempre un po' di emozione, un po'
un punto di domanda gigante su quello che ci aspetterà, perché sono tutte spiagge che noi studiamo solamente attraverso i satellitari e ciò che troviamo su internet, quindi è tutto nuovo, tutto quello che possiamo aspettarci può essere ribaltato ed è sempre una grandissima emozione rimettersi in moto all'avventura come piace a noi. Prime tocchettine malefiche sui flotterati, pesciolini. Super tocca sulla canna sottoriva del nostro Stefano. Vediamo un po' quale sarà il primo pesce ad arrivare in questa Celle Ligure. Super sottile il nostro Stefano, di conseguenza deve pompare in qualche maniera il pesce senza sforzare troppo, tutto il tempo del mondo, quindi attenzione, se il mio occhio non ci vede male un sugarello viene a farci visita per primo, classicissimo pesce da esche flotterate. Quest'oggi storie di pitoni a posto degli americani meravigliosi che ne schiamo interi, mi raccomando amici, terminali molto lunghi e si va. Adesso vediamo un attimino il recupero di Stefano. Dietro le sue spalle il nemico numero uno di noi pescatori della spiaggia, che non sono i Serra ma sono questi signori qua e le loro reti sotto costa, amici. Un vero cancro per tutto l'ambiente marino. Eccola qua la nostra Andromeda meravigliosa, casa Verret, non delude mai, accompagnata da uno Shimano Aero Technium, anch'esso molto bello, 10.000, giusto connubio peso potenza, 0,25, uno shock conico e si va. Finito da una parte, attacca dall'altra il nostro nemico numero uno. Quindi rischiamo quest'oggi di essere praticamente circondati da reti, ma si va avanti amici, no alle reti sotto costa fino alla morte. Eccoci qua, prima oretta di pesca andata, tutto sommato abbiamo trovato un fondale bello pulito, pensavamo ci fosse tanta corrente, in realtà anche i miei terminali, che sono molto più lunghi di quelli di Stefano, lavorano perfettamente. Qualche pesciolino è venuto su, soprattutto sui terminali flotterati, però è ancora giorno, adesso aspettiamo ancora un pochino, dovrebbe venire buio, quindi speriamo anche di vedere qualcosina in più. Tutto sommato si sta in pesca, pensavamo ci fosse più corrente ma si sta bene, ci aggiorniamo più avanti. Infatti prima l'ho vista là. Forse non c'è proprio, dai, perché non c'è un cazzo. No, c'è qualcosa. Attenzione, la prima mormorina viene a farci visita. Arenicola non si smentisce mai, adesso la slamiamo e la ributtiamo in mare.
ultime luci del giorno, questo tramonto a Celle Ligure. Speriamo che la notte porti qualche cosina in più di questi pagellini e mormorine fastidiosissime. Adesso ne approfittiamo delle ultime luci. Lascio la parola al mio Stefano che vi racconterà un pochettino di più questo spot. Eccoci, siamo, come sapete, avrete ormai visto, nella spiaggia di Celle Ligure. Siamo in uno spiaggione molto grande, quindi proprio all'inizio di Celle, diciamo, venendo dall'autostrada, quindi diciamo che c'è spazio per tutti, ecco, diciamo così. È una spiaggia interamente di sabbia, molto larga e in discesa. Questo rende un po' difficile l'azione di pesca nel lanciare, soprattutto perché si tende un po' a lanciare un po' male, vabbè, pazienza. E diciamo che è una spiaggia pressoché uniforme, non si vedono grandi differenze, non si notano delle buche o qualcosa di particolare a prima vista. E una spiaggia lunga qualche centinaio di metri. Il fondale si può dire quindi pressoché uniforme, una profondità media, tipica delle spiagge qua in Liguria, diciamo, una classica direi. E che dire, oggi il mare è abbastanza calmo, siamo alla fine proprio di una piccola e breve mareggiata che c'è stata nei giorni scorsi. Possiamo dire che finora, viste le prede, ci si può aspettare di tutto, perché abbiamo preso dei pagelli bastardi, qualche mormoretta, sugarello, quindi c'è sia pesce di galla ma anche di fondo, una mormora un po' più carina. Aspettiamo, ora sta tramontando il sole, magari potrebbe uscire qualcosa di più interessante, diciamo. Li stiamo a vedere. Attenzione, abbiamo visto una bella tocca sulla prima canna del tridente cattivissimo del Joe. Senti qualcosa? Niente. È stata una bella tocca però, fa ben sperare adesso sul calassole. Sta mangiando anche su quella di sinistra. Ecco, sta mangiando anche su quella di sinistra, sta dicendo. Quindi c'è attività al calassole. Vediamo cosa succede. Vediamo se qui hanno mangiato. Infatti c'è un pesce. Un pagelletto. Adesso per tutti quelli che ci seguono da casa vogliamo proprio esagerare. 2 pagelli con 2 americani e via. Una cosa stupenda. €1,50 di americano per prendere un pagello, direi una ricompensa ottima, eccellente proprio. Ci riempie di gioia. Anzi, non c'è proprio niente amici. Potete anche smettere di seguire il video, non c'è un cavolo. Attenzione, il nostro Steve al tramonto. Ci avviciniamo, stiamo recuperando insieme a lui da casa, amici. Potrebbe essere È come se fossimo abbracciati a Stefano in questo momento, ma anche no. aspettare di essere qua sotto per capire
Bisogna aspettare l'ultimo. Molto inganno. Lancio lunghissimo del nostro Stefano. Andiamo a scendere un po' più di su. Com'è Steve? Ci siamo quasi. Ultimi metri. Attenzione! Si presenta nuovamente un altro pagello bastardo. Quando abbiamo la disponibilità di questi piccoli bibi possiamo fare anche degli inneschi composti, quindi di testa al nostro bibi che è più pesante e in fondo un americano. Ormai è passata più di un'ora. Abbiamo visto qualche pesce uscire, insomma qualche mangiata c'è stata, ma ancora nulla di soddisfacente, bisogna ammettere. E niente, ora andiamo avanti. Ora sta calando il sole piano piano, speriamo che col tramonto si smuova qualcosa. Il buio è calato sopra di noi, vista la massiccia presenza di pesciolini. Ho eliminato la canna flotterata corta, chiedo aiuto ai miei bibi, quindi prima canna media distanza americanone, canna centrale triplo bibi visto che sono particolarmente piccoli, e terza canna un americano e un bibi insieme, quindi un innesco composto, e vediamo un po' questo inizio serata come andrà a finire. Ragazzi, spiombata. Cos'è successo? Che mi sono girato un attimo per prendere la torcia, si è spiombato il triplo bibi, sono arrivato troppo tardi, si vede che il pesce si stava avvicinando. Mannaggia. Andiamo. Sì, ci ha dato una. Sembra averci dato una mozzicata. Se non l'ha preso, l'ha tirato verso di noi. Vedi lì, l'ha maciullato lì. Che Peccato, sfiga. peccato. 7:15. Tutte le esche che proponiamo in mare in questa buia celle vengono immediatamente aggrediti da pagellini bastardi, quindi siamo sotto tiro di questi, sotto attacco di questi voracissimi maledetti spari di miniatura, quindi c'è un grande affare a cambiare le esche, ma abbiamo evitato anche di farveli vedere perché ci teniamo la nostra dignità di amatori, ma siamo veramente sotto attacco di questi maledetti pagellini bastardi. Qualsiasi esca proponiamo, triplo bibi, quadruplo bibi e quant'altro, viene aggredito tempo zero. Adesso proviamo a fare un attimino un esperimento, è la prima volta che ci provo. L'unica cosa è che mi è avanzato questo americanone che è meraviglioso, ma è troppo mollo da utilizzare da solo, quindi proviamo a fare una cosa che non ho mai provato a fare. Prendiamo una coreana, vedete che
si muove molto di più del nostro americanone ormai andato. Aspetta, facciamo vedere meglio. Aspetta, hai preso La l'americano. coreana, l'americano. Ok. L'americano l'abbiamo messo sul lago. E la coreana appoggiata. Adesso prendiamo il nostro filo elastico. E proviamo a fare questo esperimento. Adesso ne prendiamo un'altra. E ripetiamo quello che abbiamo appena fatto. Wow. Cavolo, questo è un innesco della Madonna. Ci proviamo, sono tutti esperimenti. Quindi praticamente il nostro americano, che ormai era andato, gli abbiamo aggiunto queste due coreane, è diventato un salsicciotto gigantesco praticamente, con due coreane all'interno che ancora sono vive e si stanno muovendo. Vediamo anche la codina qua, questa codina la lasciamo libera. Proviamo un po' questo innesco, è un esperimento amici, è un esperimento, perché già che siamo qua ho 3 canne a disposizione, buttare via quell'americano era impensabile. Cerchiamo di ripresentarlo Più aggressivo possibile. Vediamo. Giusto per farvi capire un attimino la quantità di pesciolini presenti, questo è il super innesco che ha visto insieme un americano, 2 coreani. Ci torna indietro così. Attenzione, un altro pesce classico del flotterato a galla, una bughetta che adesso slamiamo e ributtiamo anche questa. A maglia estremi rimedi, adesso ne gioco l'ultima carta a disposizione, una seppiolina mini, terminale lunghissimo 0,35, media distanza, e vediamo un attimino se riusciamo a fare selezione o perlomeno non incappare nei soliti pesci di galla o pagellini bastardi. No, non ci credo, ho preso 4 pesci con 3 anni. Qua abbiamo superato l'impossibile amici. No, Abbiamo falli vedere già che sono 4. 3 1, 2, 3.
e 4 pesci, ma il dubbio sale perché abbiamo 3 ami, quindi Non ci credo, cosa è successo? qualcosa qua No, ma dai, non è possibile. è successo l'impensabile. Cosa è successo? Scusa, com'è possibile? Doppio sugarello, è perché erano fidanzati questi, si vede che erano fidanzati, è quasi San Valentino, volevano sempre stare insieme. Ah, qua, guarda, sei legato alla coda. Niente, sei il primo pescatore del mondo che prende i pesci legati. Molto bene. Pazzesco. Quasi le 8. Le abbiamo veramente provate tutte questa sera. Tantissime esche, tantissimi inneschi. Ma veramente c'è stato ben poco da fare, perché quando ci sono in mezzo così tanti pesci che chiamiamo foraggio, sparlotti, pagellini, bughette, non c'è niente da fare. Adesso stiamo provando gli ultimi lanci, dopodiché l'unica cosa che ci resta da fare è salvare le ultime esche che abbiamo, riportarle a casa. Mi raccomando, rimettete l'acqua e comunque portatevi dietro un po' di acqua salata dentro una bottiglietta in modo da conservarli il più lungo possibile e salvare gli ultimi vermi che ci sono rimasti. Oh. Eccoci qua, battuta terminata anche questa volta, letteralmente assaliti dai pesciolini quest'oggi. Una celle ligure molto bella che sicuramente riproveremo più avanti, ma quest'oggi era veramente improponibile dalla quantità di pesciolini, pagellini e quant'altro, pesci di superficie. Abbiamo provato qualsiasi cosa, abbiamo fatto vedere tante esche, tante soluzioni diverse, ma non c'è stato veramente verso. Io ringrazio il mio compagno che quest'oggi facciamo 2 anni insieme, che ne voglia le nostre fidanzate, ma è un'amicizia speciale. Grazie Gio, grande Gio. Che dire amici, continueremo la scoperta del Ponente Ligure, adesso andiamo un po' a riposarci, a rimettere insieme le idee e si riparte presto amici. Ciao.